le squadre sono appena entrate nella palestra del Franchetti e si stanno salutando. Partita già subito fondamentale, soprattutto per una squadra che in settimana ha cambiato allenatore. Va via Bui, al limite, il pallone al centro per Uenu che non controlla. Quindi cominciano, attenzione, a farsi vedere con la conclusione del numero 16 Agustin sulla metacampo avversaria, quindi stanno dimostrando di avere personalità. Attenzione, una giocata bellissima di Fade. Diodoardo ha avuto i riflessi giusti, recuperata ancora la palla da parte del Grosseto, il pallone per Yamud e ancora Diodoardo. Il Mestre Fenice mette sempre in difficoltà La conclusione di poi... Agustin. Attenzione, un'altra conclusione di Schettino. Esatto, sì, sono usciti i giovani. Mestre Fenice, Fenice, attenzione alla rete! Il calcio d'angolo di Vailati e la deviazione di Mazzon a 8:12 dalla conclusione del primo tempo, quindi molto libero di calciare qui Luca Mazzon. Castiglio, il pallone, attenzione, c'è il miracolo di Diodoardo sulla destra. Il pallone per Fade, 1-1, bel giro palla dell'Atlante Grosseto. E grande imbucata di Mesa 15-19, il pareggio del Grosseto. Era un po' aperta la difesa del Mestre Fenice. Adesso che conosciamo. Bui, Vailati e attenzione! Ruzzere semi rovesciata, 2-1, 16:38. E dagli sviluppi di un calcio di punizione, di una palla ferma abbastanza elaborata, da solo Ruzzene ha fatto una mezza rovesciata. Ecco, è stata intercettata la palla su una ripartenza non perfetta da parte ed è un gol sbagliato proprio sotto porta da parte di Agustin, anche perché ha un'intelligenza, credo, attenzione, c'è purtroppo Ruzzene che in anticipo offre l'assist al numero 16 Francesco Agustin. Aveva sbagliato prima, adesso era impossibile sbagliare. C'è stato purtroppo una deviazione involontaria da parte di Ruzzene, che si era messo a intercettare la palla che era orientata sul secondo palo, non è riuscito a colpirla bene. 2 volte in vantaggio i bianco-arancioni, 2 volte raggiunti, si riparte. Rimessa laterale, Uenu, Bui, Mazzon che parte, riesce a mandare via, c'è l'autogol. 3-2, ci ha pensato il capitano. Lungo la fascia ad andare via 2-11, ha calciato forte in mezzo. Diciamo che c'è stata la deviazione, credo. È stato un autogol da parte di Schettino. Il Mestre Fenice sempre pericoloso, il pallone per Vailati che prova la conclusione. Uenu sotto porta per il 4-2 a 2 minuti e 33 sul cronometro. Questa volta è Vailati che la mette in mezzo, era più un tiro che un cross. Uenu è lì e non può che metterla dentro. Con palle perse, recuperate da una palla e dall'altra. Per Iodas alla parte non ci arriva per un attimo. Non ci arriva per un attimo Telesca. Restaino, Iodas, pallone a parte opposta per Yamol che punta a Bui. C'era un blocco ed eccolo qui. E c'è il gol da parte di Yamud. È doppietta da parte di ancora da giocare. 10 e se mancava poco per riaprire la gara. Sono 1-2 con Vailati. Da qualche minuto imprimendo sicuramente, attenzione, il pallone per Telesca, Diodoardo 2 volte, Ruzzene che prova a rincorrere, Telesca che lo recupera e c'è Crescenzo che non si è fermato e c'è il sesto fallo. Vediamo se la scelta sarà giusta, quella di mettere Zanotto. E c'è Yamul che la mette sotto l'incrocio dei pali. Veramente fatta bene. Quindi 13:48 sul cronometro, assoluta pari. Attenzione Crescenzo che praticamente ha è subito da una parte e dall'altra. Autogol di Diodoardo, sfortunatissimo, ha fatto comunque un'azione di una velocità impressionante con passaggi di prima, sul passaggio in mezzo all'area. Questo è autorete di Diodoardo, ma era già la prima volta, non era la prima volta che giocava questo pallone.
Attenzione Yamul, E 4 gol di Yamul. 19 e 53 ed è il gol che chiude la partita, Antonio. La chiude, ormai sono 7 secondi. Bel controllo e palla sul primo palo alla destra di Didio Ardo. Quindi 6-4, l'Atlante l'ha ribaltata fino alla fine, cioè ha lottato fino alla fine, l'ha ribaltata e quindi finisce qua. È la terza sconfitta consecutiva per il Mestre Felice, la seconda vittoria per l'Atlante Grosseto.